Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ragusa prima la desca con un annuncio di lavoro, poi la violenta. Lei si confida con il medico curante e lo fa arrestare. Ad Avola, nel Siracusano, uno studente liceale ha aggiunto dell'acido nella bottiglietta d'acqua di una compagna di classe. Per fortuna se l'è cavata con una lavanda gastrica. A Agrigento c'è un secondo indagato per la morte di Marco Chiaramonti, noto istruttore di tennis e di padel della zona. Sabato ci sarà l'autopsia. Mio figlio ha rischiato di morire per i ritardi nella sanità. A Gela la denuncia di una madre durante la protesta per i tagli al sistema ospedaliero. A Palermo assunte 75 netturbine insieme ad altri 230 colleghi uomini. Prima richiesta delle nuove dipendenti, la collaborazione dei cittadini. Calcio, finisce 1-1 il derby del provinciale tra Trapani e Catania. A Fisciale risponde Lunetta, primo tempo dominato dal Catania, nella ripresa viene fuori il Trapani. Prima vittoria in campionato per il Siracusa che batte il Potenza in rimonta. Ancora buonasera, apriamo con la cronaca del nostro telegiornale. A Ragusa, violenta una giovane donna che aveva risposto ad un'offerta di lavoro, in cella un 58enne con precedenti per altri abusi. Il servizio di Veronica Barbarino. Falsi annunci di lavoro per adescare donne. Accade a Ragusa, dove un uomo di 58 anni, già con precedenti per lo stesso reato, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna di 28 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Ibla, l'uomo avrebbe attirato la vittima con una proposta di lavoro per pulizia in appartamenti destinati a locazioni turistiche. Una volta ottenuto l'incontro, ha costretto la ragazza a subire atti sessuali contro la sua volontà. La vittima, impaurita e scossa per la violenza subita, ha avuto il coraggio di reagire e si è confidata con il medico curante e con un familiare. Per il dolore e lo sconforto aveva messo in atto comportamenti autolesionistici, tanto da dover essere trasportata in ospedale. Da qui la segnalazione alle forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo. Per la procura, la modalità del reato, la reiterazione e la vulnerabilità della vittima hanno reso necessaria la misura cautelare in carcere, in attesa del processo. Adesso ci spostiamo nel Siracusano, ad Avola, dove è stato sospeso uno studente liceale che aveva aggiunto dell'acido nella bottiglietta d'acqua di una compagna di classe. Il servizio di Francesco Aloi. È stato sospeso il quindicenne che ha versato l'acido disincrostante nella bottiglietta dell'acqua di una compagna. Un'amara sorpresa che la ragazza per fortuna ha scoperto in tempo. Tutto è accaduto qui, in questo liceo scientifico, ad Avola, nel Siracusano. Il compagno, che non avrebbe spiegato perché ha compiuto il gesto, si è pentito. Ha espresso proprio la volontà di chiedere scusa alla compagna, alla famiglia e quindi insomma speriamo che sia veramente soltanto un brutto episodio. La studentessa, che ha bevuto soltanto un sorso e si è accorta che qualcosa era presente nell'acqua, è stata subito trasportata in ospedale. Dopo una lavanda gastrica le sue condizioni non destano la preoccupazione dei sanitari. È stato immediatamente convocato il consiglio di classe straordinario e sono stati presi provvedimenti affinché tutti gli attori di questa spiacevole vicenda siano tutelati. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno informato il Tribunale dei minori. Adesso ad Agrigento, dove c'è un secondo indagato per la morte di Marco Chiaramonti, l'istruttore di tennis e di padel molto noto nella zona. Sabato ci sarà l'autopsia al cimitero di Pianogatta. Il servizio di Davide Sardo. C'è un secondo indagato per la tragedia di San Leone ad Agrigento, costata la vita a Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis e padel. Dopo il dirigente comunale Alberto Avenia, sotto accusa anche l'architetto Angelo Lezza. Per entrambi l'ipotesi è di omicidio colposo. La sera del 20 settembre
Chiaramonti, in sella al suo scooter Honda SH lungo il viale Emporium, ha perso il controllo ed è finito contro un tronco d'albero. Indossava il casco, ma l'impatto non gli ha lasciato scampo. A causare l'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata questa buca sull'asfalto. Una grossa buca che a distanza di giorni è ancora lì, a rischio e pericolo dei centauri. La Procura di Agrigento indaga sulle responsabilità per la mancata o inadeguata segnalazione. Sabato mattina al cimitero Piano Gatta sarà eseguita l'autopsia, mentre scooter e casco sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti tecnici. Sul tronco d'albero dove Marco ha perso la vita, amici e cittadini hanno lasciato fiori, ceri e perfino una pallina da tennis, simbolo della sua passione sportiva. Un'inchiesta complessa dovrà dire se quella morte poteva essere evitata, mentre Agrigento piange un uomo conosciuto e stimato. A Lentini è stato arrestato un latitante condannato per una serie di rapine agli anziani. In casa nascondeva un arsenale. Il servizio di Desiree Ferlito. Le sue vittime preferite erano gli anziani. Arrestato un latitante a Lentini condannato a quasi 10 anni di carcere per diverse rapine. La sua latitanza è durata 1 anno. Il 35enne aveva escogitato un rifugio particolare per sfuggire alle forze dell'ordine, un appartamento nascosto collegato a un'altra abitazione di un familiare. Grazie a questo sistema poteva muoversi senza destare sospetti e comunicare tramite un interfono a circuito chiuso, convinto di rendere le conversazioni non intercettabili e di garantirsi così una latitanza serena, allietata dalla presenza di smart TV e videogiochi. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato Violentini hanno però svelato l'espediente. I poliziotti, insospettiti da movimenti anomali negli appartamenti, hanno ricostruito i suoi spostamenti e sono riusciti a sorprenderlo all'interno del covo. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto all'interno del nascondiglio un vero e proprio arsenale, occultati in una finta parete. 2 Kalashnikov e 6 caricatori, 2 pistole semiautomatiche, un revolver, una pistola ad aria compressa, un fucile a pompa calibro 12 e una Magnum con cartucce di vario calibro. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad acclarare se attorno all'uomo ci fosse una rete di fiancheggiatori che gli abbiano assicurato una latitanza tranquilla fino ad oggi e come si sia procurato e a cosa potesse servire un tale quantitativo di armi sequestrate. Adesso ci spostiamo a Gela perché durante la manifestazione di oggi davanti all'ospedale Vittorio Emanuele c'era anche la mamma del ragazzo accoltellato qualche settimana fa che tentava di sedare una rissa, rischiato di morire per le carenze nell'assistenza sanitaria. Il servizio di Gerry Italia. La piazza di Gela oggi non ha parlato solo con slogan e cartelli, ma con storie che pesano più di qualsiasi numero. Storie di cittadini che con la sanità locale, con le sue luci e le sue ombre, hanno dovuto fare i conti sulla propria pelle. Storie come quella di Flavia, maestra di religione e madre di Rocco. Il giovane poche settimane fa è stato accoltellato alla rotonda est di Macchitella mentre tentava di sedare una lite banale. Un colpo alle spalle, un polmone perforato, 4 volte il shock emorragico. Mio figlio è arrivato qua al pronto soccorso dove ringrazio veramente tutti i medici che si sono attivati in maniera eccellente, ma quando poi non abbiamo le strutture e vedo i medici che si sbattono la testa e non sanno come fare per salvare un ragazzo e io da mamma che vedo mia figlia che sta per morire e allora dico a carta di stretta e dico alla regione non è giusto, i nostri figli non sono figli di serie C, sono figli di serie A, non diamo colpa perché abitiamo a Gela, noi vogliamo una sanità giusta. La sua testimonianza è un grido che supera la cronaca e diventa denuncia. Avere una sanità efficiente non è un privilegio, ma un diritto che può fare la differenza tra la vita e la morte. Mio figlio ha dato il shock emorragico 4 volte e 4 volte è morto mio figlio e 4 volte è risuscitato. Mamme, dove siete? Perché quello che è successo a mio figlio potrebbe succedere anche ai vostri figli. Questo è il mio appello. Salviamo i nostri figli. E oggi, accanto ai cittadini in piazza, la voce di una madre ha reso ancora più forte la protesta. Gela non chiede promesse, ma risposte. A Catania è divampato un incendio all'interno di un appartamento al 3° piano di un immobile di via Alfonsetti all'angolo con via Conte di Torino. All'interno dei locali erano presenti una donna e la figlia, entrambe tratte in salvo. La madre è rimasta ustionata a una gamba, è stata soccorsa e affidata ai sanitari del 118 per poi essere trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'edificio. L'appartamento è stato dichiarato cautelativamente e temporaneamente inagibile.
Restiamo sempre a Gela perché dalle Madonie a Gela monta la protesta dei cittadini contro il piano di riordino ospedaliero approvato dalla Regione. I tagli ai posti letto e le riduzioni di servizi fanno scendere i cittadini in piazza per difendere il diritto alla salute. Il servizio ancora di Gerri Italia. È una rivolta dal basso, quella che attraversa la Sicilia. Dalle Madonie a Gela, cittadini e sindaci contestano il nuovo piano di riordino ospedaliero approvato dalla Regione. Troppi i tagli, troppe denunciano le scelte clientelari. Mentre nel Palermitano decine di primi cittadini firmano un documento di protesta, a Gela la mobilitazione ha preso forma questa mattina davanti all'ospedale Vittorio Emanuele. La salute è un diritto umano, non dimentichiamocelo. Il mondo del volontariato appoggia il sit-in per il discorso della sanità a Gela, anche perché è sancito nella Costituzione italiana che ogni cittadino ha diritti uguali per la sanità, quindi è una cosa importante e io invito tutta la cittadinanza a venire sempre per questo motivo. Siamo qua per reclamare qualcosa per Gela, perché non può questa città che nel periodo estivo raggiunge 80-90 mila persone restare sempre nel buio. Noi desideriamo che questo ospedale non venga chiuso, perché non è possibile che da un paese così grande come Gela noi dobbiamo spostarci per andare altrove. A fianco della cittadinanza il sindaco Terenziano Di Stefano con la fascia tricolore e l'intera giunta comunale. Ci sono i tagli e c'è il rischio di depotenziamento di alcuni reparti, come quello di oncologia, come la radioterapia, come l'UTIN che addirittura rischia di scomparire e non lo possiamo permettere. La partecipazione non è stata oceanica, ma la voce della città si è comunque fatta sentire con forza. Un segnale chiaro: Gela non intende subire l'ennesimo depotenziamento del suo presidio ospedaliero. Adesso si attende il nuovo passaggio del piano in giunta regionale, ma i gelesi annunciano, se servirà, torneranno in piazza. Adesso la politica è scontro all'indomani del freno della Corte dei Conti alla delibera che finanzia il ponte sullo stretto di Messina. La maggioranza minimizza, mentre i 5 Stelle chiedono a Salvini di portare in aula tutte le carte del progetto per un'operazione trasparenza. Il servizio di Maglio Viola. Non partiranno neanche a ottobre i lavori di costruzione del ponte sullo stretto di Messina. La frenata stavolta è imposta dalla Corte dei Conti, che non ha dato il via libera atteso alla delibera del CIPES. Al contrario, ha bocciato 2 delibere propedeutiche al ponte e chiesto chiarimenti su altri 6 punti del progetto che riguardano le questioni ambientali, i rapporti con l'Europa e i costi. Le delibere bocciate sono 2, come detto. Da una parte la cosiddetta delibera Airopi, quella che ha sancito il ponte come struttura irrinunciabile e militare. Per la Corte dei Conti aveva bisogno di un visto preventivo. Chiede poi chiarimenti su altri 6 punti. L'amministratore delegato della Stretto di Messina, Ciucci, nega che ci sia uno stop, piuttosto solo normali richieste di chiarimenti e approfondimenti che non riguardano però il progetto definitivo del ponte. Minimizza il governo per bocca del sottosegretario Morelli, secondo il quale si tratta di passaggi normali. Attaccano PD e 5 Stelle che parlano di governo smascherato dalla Corte dei Conti e dall'Europa, mentre la Lega difende il progetto ribadendo che non c'è alcuna bocciatura e si va avanti. L'obiettivo è quello di chiudere questa legislatura con 2 anni di cantiere alle spalle. La CGIL si spinge fino a chiedere al governo di ritirare il progetto per evitare danno erariale e procedure di infrazione comunitaria, ma a Landini rispondono Sudano e Carrà. Dalla CGIL consuete farneticazioni anti-italiane. Landini si rassegni, il ponte sullo stretto si farà e non saranno né la propaganda né i suoi scioperi a fermarlo. Sono oltre 3.500 i bambini figli di migranti morti nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni durante le traversate della Speranza. Numeri da tragedia che indignano però solo in pochi. Il servizio di Roberta Lunghi. 3.500 bambini sono morti nel tentativo di attraversare la rotta migratoria del Mediterraneo centrale verso l'Italia negli ultimi 10 anni. Ogni piccolo corpo disperso in mare, ogni paio di occhi che fissano i soccorritori che a volte non riescono ad afferrare quelle manine per strapparle alla morte, dovrebbero essere lo strazio, il dolore, l'indignazione del mondo intero. Eppure sembra quasi che regni la suefazione o peggio ancora, l'indifferenza. Per Andrea Bellardinelli, già direttore del programma Italia di Emergency, l'indifferenza è da appellare in un solo modo. Una bestemmia planetaria, per le ragioni che spesso noi non riusciamo, come operatori umanitari che stanno anche in mare, a salvarli tutti. Gli operatori umanitari fanno appello alla politica, ma qui le spaccature acuiscono la percezione di indifferenza, anche se c'è chi si ribella all'idea.
Ogni numero di bambino morto è come se fosse un bambino nostro, un nostro figlio. Per la deputata occorre attuare un pressing politico. Continuare a denunciare in tutte le istituzioni, continuare a fare proteste, continuare a scendere in piazza. Perché le ultime 3 sorelline morte giunte salme a Porto Empedocle non restino numeri di un pallottoliere, occorre agire sul fronte culturale. Parliamone nelle scuole elementari, medie, superiori, nelle università. Questi sono diritti che non sono e non staranno lì sempre, li dobbiamo mantenere e nutrire, vivi. Non possiamo dimenticare e girare la testa dall'altra parte. Adesso andiamo a Palermo, dove la RAP, l'azienda che si occupa della pulizia della città, ha assunto oltre 300 nuovi dipendenti. 75 sono donne, le abbiamo incontrate al lavoro con Marco Gulla. Loro sono Giorgia, Federica e Valeria, professione netturbine. Hanno 18, 19 e 20 anni e sono state assunte da poco dalla RAP a Palermo. Fanno parte dei 306 addetti entrati in servizio nell'azienda che si occupa della pulizia della città. 75 sono donne, una RAP in rosa per dare un volto nuovo al capoluogo. Ho dato sempre a tutte loro il benvenuto perché sono felice che ci siano tante ragazze giovani, entusiaste, che partecipano alla rinascita della RAP. Sveglia presto, colazione e lavoro in giro per le strade di Palermo. Noi timbriamo alle 6, riceviamo il nostro servizio, alle 6:30 siamo operativi e torniamo poi in sede abbastanza stanchi, però soddisfatti del lavoro svolto. E con dispiacere a volte troviamo nuovamente la strada sporca non appena è pulita, però invitiamo anche il cittadino a impegnarsi a mantenere la città in ordine per com'è. Ed eccole qui, mentre lavorano in una delle vie centrali della città. Chiedono soprattutto la collaborazione del cittadino. Collabori con noi e a noi fa un piacere. Poi i nuovi assunti più gli altri, come dicevo, che stanno portando un apporto determinante, sono tutte persone che hanno una buona volontà. La RAP prossimamente farà altre assunzioni, il lavoro sicuramente non manca. A Mister Bianco gli studenti salgono sul palco per diventare ambasciatori di pace in occasione del concerto per la pace promosso dalle scuole in collaborazione con l'associazione internazionale Living Peace, il servizio di Orazio Longo. L'obiettivo è costruire ponti di dialogo e amicizia, spiegano gli studenti dal palco, di testimoniare con la vita e con azioni concrete che è possibile un mondo unito. 5 band giovanili sono state protagoniste del concerto per la pace al Teatro Nelson Mandela di Mister Bianco. Presente Carlos Palma, fondatore di Living Peace, che dopo aver vissuto il dramma della guerra in Medio Oriente per 25 anni si è chiesto come poter dare una risposta concreta al bisogno di pace. Faccio mio il messaggio delle Nazioni Unite. Lavorare ora per un mondo più pacifico, cioè non aspettare più. Il mondo non aspetta più, è urgente bisogno di atti concreti ora per la pace. Il progetto Living Peace è presente in diversi paesi del mondo. Durante la serata sono stati nominati tra i ragazzi i giovani ambasciatori di pace. Il concerto è stato organizzato nell'ambito di un progetto di rete promosso dagli istituti scolastici Padre Pio di Mister Bianco, di Guardo Quasimodo e Italo Calvino di Catania, in collaborazione con le associazioni Living Peace e Giovani per un Mondo Unito. Una piccola pausa, poi la pagina del calcio. Rientriamo in diretta, apriamo la pagina del calcio, parliamo ancora del derby del provinciale tra Trapani e Catania, finito 1-1 con il gol di Fischhaller, al quale ha risposto Lunetta. Il servizio di Marco Carli. Un punto ciascuno non fa male a nessuno, anche se alla luce del primo tempo è il Catania che esce con più rammarico dal provinciale. Finisce 1-1 fra Trapani e i rossazzurri. Toscano fresco di rinnovo è in tribuna per squalifica. In campo 2 cambi rispetto all'ultima, Corbari in mezzo e Lunetta dal primo minuto dietro forte al posto di Jimenez. Dopo un avvio in cui il Trapani impensierisce la retroguardia etnea, soprattutto con Canotto, è il Catania a prendere in mano l'incontro costruendo un gran numero di occasioni. Ciccerelli impegna Galeotti su punizione. Casasola, brillantissimo sulla destra, serve forte che non arriva per un soffio sul cross.
La stessa coppia ha un altro spunto qualche minuto dopo. Questa volta Forte riesce a concludere ma trova una deviazione e la parata del portiere. Sul finale di tempo Lunetta si presenta in area, serve indietro, arriva Corbari che manda al lato di un soffio. Rimane comunque la prova assolutamente positiva, siamo andati a giocare contro una squadra forte, una squadra in salute e credo che se c'è una squadra che stasera meritasse la vittoria questa era sicuramente il Catania. Come aveva dominato sulla destra nei primi 45 minuti, il Catania soffre sul suo out di sinistra in avvio di ripresa. Una partita da 2 volte, il primo tempo il Catania ha fatto molto bene, anche se ha sofferto magari il nostro palleggio, però onestamente ci ha messo in difficoltà in più di una circostanza. Al secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa negli spogliatoi tatticamente e siamo ripartiti col piglio giusto. Dalla destra spiove il cross su punizione di Benedetti, su cui Fischnaller incorna per l'1-0 dei Granata. Il Catania accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio. Ancora Fischnaller, il migliore dei suoi, non arriva per un soffio sul tiro cross di Canotto. Michele Napoli a quel punto richiama Celli, non prima che l'esterno arrivi alla conclusione ben parata da Galeotti. Entra Donnarumma, che è subito protagonista. Dal suo cross di sinistro nasce l'occasione per Lunetta, che è bravissimo a controllare e a battere di destro il portiere Granata 1-1. Il Catania ha il tempo di non concretizzare una nuova occasione con Forte, che questa volta conclude fuori dopo l'assist di Lunetta. Entra anche Stoppa, che va a contatto con Salines in area di rigore. Napoli spende la card, ma al video support l'arbitro conferma la sua decisione iniziale. Niente penalty, si resta sull'1-1, un bel derby ricco di emozioni. Il Catania ha dimostrato dopo 2 partite giocate male di poter tornare a recitare da protagonista, soprattutto se riuscirà a recuperare la svelta agli infortunati. Caturano sarà fra i disponibili a Cerignola. Il Trapani resta imbattuto, senza la penalizzazione sarebbe a quota 12 e si conferma fra le squadre top del girone. Adesso parliamo del Siracusa, perché per gli azzurri arriva il primo successo stagionale, succede tutto nel secondo tempo. In 3 minuti i leoni, trascinati da un super valente, ribaltano il Potenza e vincono per 2-1. Il servizio. Va sotto, soffre, poi rimonta e finalmente può sorridere. Dopo 5 sconfitte consecutive il Siracusa getta il cuore oltre l'ostacolo e conquista i suoi primi 3 punti stagionali, piegando in rimonta un Potenza che aveva interpretato bene la gara e aveva trovato anche il vantaggio nella ripresa prima di subire la reazione dei leoni azzurri. La prima vera occasione del match arriva al 18esimo con Valente che controlla bene con il tacco e calcia di sinistro senza inquadrare la porta. 2 minuti dopo è lo stesso Valente a crossare per Guadagni che di testa manda al lato. Nel finale di tempo ci provano Capanni, parata di Alastra e dall'altra parte Petrungaro, tiro deviato in angolo dopo una bella percussione centrale. La ripresa si apre con Capanni che ben servito in profondità manda a spasso la difesa lucana e va con il destro centrando in pieno il palo. Ma alla prima vera occasione, sugli sviluppi di un'azione di rimessa, a passare sono gli ospiti. Selleri fugge sulla destra e serve Dauria che tutto solo in area supera Farroni. Il Siracusa accusa il colpo e rischia di subire il gol del raddoppio, ma Farroni salva con 2 grandi interventi, prima su Selleri e poi su Petrungaro. E al 66esimo, nel momento forse più difficile, arriva il pareggio azzurro. Tiro cross di Valente dalla sinistra e clamorosa indecisione di Alastra che regala il gol della speranza agli azzurri. Il Siracusa ci crede ed è ancora Valente dopo 3 minuti a mettere in mezzo per Puzzone che svetta di testa e firma il 2-1 per la gioia degli 83.000 del De Simone. Il Potenza prova ad attaccare a testa bassa, tentando il tutto per tutto, ma a parte una conclusione alta di Mazzeo, non crea più nulla. Vittoria che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per il Siracusa, che ritrova il morale e la convinzione di poter ripartire e risalire la classifica. Turati può dunque sorridere, i suoi leoni hanno finalmente mostrato quella determinazione e la cattiveria agonistica che proprio il tecnico aveva invocato alla vigilia. Adesso testa al Cosenza, che domenica, sempre in casa al De Simone, rappresenta il prossimo scoglio da superare. Ancora una piccola pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.